Nell'episodio di oggi andremo a fare un lavoro che detesto e so che detestate in molti, ovvero andare a colorare i muri interni. Però con questo nuovo sistema airless scopriremo se effettivamente è un po' più divertente e se conviene. Cominciamo! Benvenuti in questo secondo episodio della ristrutturazione e rinnovamento di questo appartamento che stiamo sistemando. Se ti sei perso i video precedenti, li trovi qua in alto a destra, trovi il primo episodio e il video dove spiego che cos'è questo appartamento e che cosa voglio farci. Senza perdere troppo tempo andiamo a capire nell'episodio di oggi che cosa andiamo a fare, anche se penso che l'avrete già capito dal video. Come sempre Ezio non perde tempo ed è subito al lavoro, sta già coprendo tutte le cose che non dovranno essere sporcate, perché oggi cominciamo col dare il primo trattamento al muro, dopo vi spiego meglio i prodotti che ho scelto e che cosa fanno. Qui ci troviamo nella stanza matrimoniale, qua ci sarà il letto, probabilmente un divano letto, una poltrona letto da mettere lì in fondo, e dovranno essere ovviamente pitturati tutti e quattro i muri, compreso il soffitto, di bianco. Da questa parte invece abbiamo la seconda stanza, una stanza singola dove metterò il letto qui, anche questo stesso trattamento tutto bianco per dare una base, corridoio che dobbiamo ancora finire di coprire e pitturare anche questo tutto di bianco. Ma veniamo al pezzo forte della situazione, vi faccio vedere il prodotto che è stato scelto come base per il nostro colore bianco. C'è da fare una piccola premessa: siccome nella puntata precedente sono andato a rifare tutti gli intonaci, abbiamo tolto 50 anni di colore vecchio dai muri e non è il nostro lavoro, abbiamo fatto un lavoro discreto secondo me, ma comunque rimangono ancora dei punti dove abbiamo dato delle stuccature, o comunque non è un lavoro professionale al 100%, non è perfetto, liscio. Per andare a risolvere questi problemi di uniformità delle superfici, perché qua abbiamo per esempio il muro originale, qui abbiamo il rasante e qui abbiamo un stucco, per cui da questa angolatura si vede sicuramente meglio che le superfici non sono uniformi. Andremo a utilizzare questo colore qua della Franchi & Kim, fondo livellante serie 1316, fondo livellante universale per interno ed esterno, colorabile in tinte pastello, ed è esattamente quello che ci serve, perché questo fondo livellante non fa altro che dare una texture e dare un'uniformità appunto a tutte le superfici dei muri che noi abbiamo trattato. Ce lo andiamo a vedere, ok? Vedete come è granuloso in questo senso qua? Questa texture poi si andrà a vedere nel muro e quindi andrà a uniformare tutti questi punti che sono diversi da qua dove c'è lo stucco, qui dove c'è il rasante e viceversa. Vi spiego meglio come si stende, come si diluisce tutto più tardi. Ovviamente prima dobbiamo nastrare e coprire tutto ciò che non va sporcato. Lavoro che richiede tempo, ma ne beneficia del nostro umore e del nostro tempo speso dopo a pulire. Ok raga, abbiamo chiuso tutto, stuccato, nastrato lì, nastrato qua, sotto così. Adesso abbiamo già cominciato di qua a dare il prodotto, lo stendiamo a pennello, si può dare a pennello o a rullo ovviamente, come dicono qua, e come si vede ci sono queste micro granuli che si vedono lì dentro, che praticamente vanno a fare questa superficie. Non dico che sia una rasatura, però appunto, come lo chiamano qua, è un fondo livellante, quindi dove c'erano questa parte liscia e questa più ruvida, alla fine diventa tutto un pezzo unico in questa maniera qua. Quindi ora ci mettiamo sotto e mega time lapse. Abbiamo finito la stanza piccola, abbiamo finito il corridoio. Vi devo dire che questa ruvidità qui mi piace. Ora proseguiamo con la stanza matrimoniale, che sicuramente è quella più impegnativa, visto che comincia a farsi tardi e comincio anche io un po' a sentire stanchezza. Ezio ovviamente no, perché è invincibile d'altronde. Invece di darla a pennello proviamo a diluirla un po' di più, perché effettivamente quella pittura livellante lì va diluita dal 5 al 20%, noi l'abbiamo diluita al 10 prima, proviamo a diluirla un po' di più e darla a pennello, capendo un attimo su un piccolo campione se funziona, se ci risolve un po' la situazione di un po' più di speed up di questo lavoro qua. Oh mio Dio, che ore sono alla fine? 10 alle 10, quindi ci abbiamo messo 2 ore per fare questa stanza. Allora, due considerazioni
prestazioni al volo, pennello molto meglio perché riesce a entrare bene con questo livellante nei solchetti del rasante, decisamente. A rullo fai decisamente prima, però la texture che viene è diversa, è meno coprente perché ovviamente va diluito di più questo livellante, e a prescindere anche qua poi sono ripassato perché non entrava bene in alcune piccole fessure. Detto questo, anche per oggi questa stanza è terminata, per cui passiamo a domani che si vernicia di bianco. Sono disintegrato oggi. Benvenuti al secondo giorno. Allora, il prodotto è andato alla grande ieri, mentre stamattina l'abbiamo passata a grattare le finestre, installarle, coprirle, sistemare il cassone della tapparella, reinstallare qua dietro tutta la canalina del climatizzatore, e siamo pronti finalmente per dare la finitura. Come sapete, dare la finitura è uno di quei lavori che detesto fortemente, cioè è veramente più forte di me, lo odio con tutto il cuore. Lo avete capito dal video di quando ho rifatto lo studio pitturando, è veramente un lavoro che detesto fare, ma oggi siamo attrezzati in maniera diversa perché andremo a spruzzare tutta la finitura con un sistema airless, quindi ci dobbiamo semplicemente bardare il più possibile. Belli tuttati, pronti per spruzzare. Ora vi faccio vedere il macchinario che useremo. Penso che lo abbiate già visto nello spacchettatega, quindi andremo a utilizzare il sistema Vevor Airless Spray 450. Pompa airless, vi ripeto qualche dato tecnico: 1800 watt di potenza, 2,2 litri al minuto, 3300 psi, sistema airless molto semplice. Quello che andiamo a fare adesso è semplicemente andare a diluire il nostro prodotto per raggiungere la consistenza ideale per essere spruzzato. Non vedo l'ora di utilizzarlo perché non l'ho mai utilizzata e, come vi ho già detto, odio fare sti lavori. 20 minuti ti svuota 2 secchi. 20 minuti svuota 2 secchi, direi bene. Non vedo io. 4, 5, 6, 8, 9, 9 e mezzo. Fermo. Una volta preparato si tiene la levetta, questa qua della valvola di pressione aperta, si carica, comincia a riempirsi il circuito. Una volta che vediamo che la pittura esce, si chiude, va in pressione e noi siamo pronti per spruzzare. Facciamo 2 prove su un cartone che capiamo un attimo la pressione ideale e vacca boia. Una volta mandato in pressione tutto, bisogna spruzzare un po' dentro un secchio, così riempiamo anche tutto questi 15 metri di tubo che abbiamo. Ecco, comincia a diventare bianca, guarda. Eccoci qua, siamo belli e cari. Ok, questo lo togliamo, proviamo un attimo su questa. Adesso la pressione com'è? A battello? Esattamente un po' meno di 15. Tanta pressione secondo me. Fa questo sbroffino qua alla fine. Come si fa a risolverlo? Bisogna abbassare e regolare la pressione secondo me. Ok, adesso siamo a 6. Allora, per pitturare bene, secondo me pittura che fa quello sbroffino lì alla fine che non riesco a capire. Allora, la situazione sembra risolta, ovvero se noi andiamo a spruzzare, adesso non fa né le righette né lo spruzzino che faceva alla fine. Il problema l'ha risolto Ezio, ma molto semplicemente andando a smontare e rimontare tutta la sezione qua del nozzle, che ha un affarino dentro piccolino. A dire la verità, dopo l'unboxing non l'ho più toccato, quindi può darsi che l'abbia messo lì dentro non nel modo più appropriato. Ha stretto un po' meglio un po' tutta la situazione e sembra risolta. Adesso, cavoli, mi sembra che vada dannatamente bene. Pitturiamo! No, rotta. Ed è una bella suonata così e lei si ripulisce. Ok raga, tutto pitturato. Una considerazione a caldo per piacere di questa pistolina Vevor, anzi in generale una considerazione sulle pistole airless, quindi questa tecnologia per pitturare, e questa che stiamo usando. Non sono molto esperto in materia, però tecnologia airless voto 8,5-9. Pistolina Vevor voto 4.
non è che di per sé sia un prodotto malvagio, però si vede molto che la qualità dei materiali non è il massimo e quindi abbiamo avuto parecchi problemi all'inizio per capire come funzionava, ok? E Madonna, ma sono sporchissimo in faccia. Ho usato tutte le maschere, vero? Mi sono dimenticato il capacca di che schifo. Di per sé funziona, fa quello che fa, però ovviamente ci vuole un po' di questioni da tarare. E questa è solo un'impressione a caldo avendola usata una volta, ok? Non è che sia il massimo, la prolunga se la si usa fa un ritorno di schizzetto alla fine che non è che sia il massimo. Usandolo senza quello niente male fa, si blocca spesso, nel senso che il nozzle si intasa, quindi bisogna sbloccarlo di nuovo facendogli fare un giro di 180 e fare qualche schizzetto con la pistola. Detto questo, secondo me, facendo le opportune modifiche, quindi cambiando il nozzle, mettendone magari uno professionale, secondo me è una macchinetta che può lavorare tranquillamente. Stacchiamo, finito di dare la prima mano di bianco a tutto, doccia direi con la barrettina. A domani. Ok, giornata successiva. Le pareti si sono colorate molto bene, la pittura era ottima, la pistola è andata bene. Rispetto al feedback che vi ho dato ieri, stamattina mi sono informato meglio su come funzionano gli ugelli e tutta la faccenda. E sì, sono di nuovo qua a dirvi che non è che sia il massimo della pistola questa, ok? Non è la roba migliore così, perché considerate che per delle marche ovviamente professionali, ma non stiamo neanche qua a parlarne, il prezzo di tutta questa macchina delle altre marche compri solo la pistola, tanto per capirci. Comunque, come per qualsiasi attrezzo, essendo diciamo un entry level, dipende uno quello che deve fare. Secondo me quello che fa tanto è la conoscenza del sistema airless. Stamattina ho scoperto quest'altro canale che spiega molto bene la differenza degli ugelli, quanto aprono, i gradi di spruzzo, quale scegliere per il tipo di vernice, il filtro da usare. Ve lo lascio comunque qua sotto in descrizione per chiunque fosse interessato a scoprirne un po' di più. Ovviamente in descrizione trovate anche il link del prodotto airless che sto utilizzando io della Vevor. Nel caso avessi un codice sconto per il loro catalogo lo trovate sempre in descrizione. Stamattina secondo giro di mano di bianco con più consapevolezza di ieri, andando a ritoccare quei punti che ieri non sono venuti così benissimo e facendo anche il bagno a questo punto. Ok, questo è un classico esempio di quanto la pistola ci va a otturare l'ugello. Inizia tutta storta, bisogna girarlo 180, fare un attimo di 2 spruzzetti e torna a fare. Se non funziona così, utilizzare uno stuzzicadenti o una roba del genere. Ok, non mi ricordo il giorno che siamo, però sono state date 2 mani di colore. Finalmente oggi vi posso svelare di che colore farò queste stanze e come le andrò a colorare. Per scegliere il colore mi sono basato sull'unico cambiamento che al momento non potevo fare, ovvero cambiare il colore dei pavimenti. Più avanti magari ci sarà la possibilità di mettere un laminato sopra questo pavimento in mattonelle, ma per ora non c'è né il tempo né il budget per farlo. Quindi la scelta del colore delle stanze ovviamente era basata sul colore delle mattonelle. Ora non potete vederlo, ma vi posso assicurare che nella camera piccola e nel corridoio c'è un tipo di mattonelle. Nella camera matrimoniale più questa stanza che sarebbe la cucina ci sono queste mattonelle rosa. Quindi rimanendo sempre sulle tonalità pastello, come potete vedere dalle immagini in questo momento, andrò a fare la parete principale della camera matrimoniale di questo rosa, facendo sembrare come se ci fosse una nicchia, prendendo questo spazio qua di 60 cm. La parete opposta invece ci sarà una boiserie a 1,20 m d'altezza, stessa cosa fatta per il corridoio, mentre per la camera singola colorato la parete o dove esattamente va il letto per raffigurare, per dare un po' più di dinamicità all'ambiente, e anche dove ci sarà la scrivania sempre nella camera piccola. Questi render che state vedendo devo ringraziare molto Alessandro Rota, che è un ragazzo italiano che fa l'architetto e vive in Ecuador, che dopo il primo video dove vi ho presentato tutto questo appartamento, che ho chiesto se qualcuno fosse un architetto, un interior designer o altro, di scrivermi una mail, ci siamo sentiti un paio di volte in call, gli ho spiegato il progetto, quello che volevo fare, e mi ha dato una mano sull'allestimento per quanto riguarda accostamenti di colore. Ovviamente sia lui che anche la mia ragazza mi hanno aiutato nella scelta degli arredi, delle cose, perché nel cercare qualcosa di già pronto non sono troppo forte in quello. Quindi senza perdere troppo tempo, l'obiettivo della giornata è quello di andare a pitturare esattamente questo. Prima di tutto dobbiamo andare a mascherare esattamente dove non pitturare, per cui livella laser alla mano e cominciamo. Per andare a fare questa mascheratura ovviamente mi sono munito non di nastro carta ma di un nastro
3M proprio per fare questa cosa qua, che è detto anche salvagoccia. Questo qua lo chiamano come salvagoccia, rotolino del genere tipo quasi 10 euro. Però se voglio un tratto pulito e netto non posso che affidarmi a questo tipo di prodotti. Ok, tutto mascherato, non c'era granché da fare. Questa qua tutta dritta, se non avessi avuto il laser probabilmente sarebbe stato un lavoro molto complicato. Abbiamo il corridoio messo così, la camera con quella parte e questa parte qua in alto da pitturare. Preparo il colore e cominciamo. Utilizzerò principalmente il rullo, questo qua di spugna per colori all'acqua e solventi, perché voglio poter schiacciare bene e non voglio utilizzare un rullo di quelli con i peletti per non lasciare una texture differente. Comincio col pennello passando così sul nastro, così evitiamo ancora di più che entri, perché sì che è un nastro buono, però non mi fido troppo e fare dopo il lavoro non mi piacerebbe. Ottimo raga, come state vedendo, arrivati a questo punto l'appartamento è tutto completamente colorato. Quello che rimane da fare è cominciarlo ad arredare, portare su le porte riverniciate, dare alcuni ritocchini, montare tutti gli interruttori, prese e questioni varie, ma questo lo vediamo tutto nel terzo episodio, per cui se ti piace questa serie lascia il like, un commento se hai suggerimenti particolari sull'arredo o vuoi dare semplicemente un feedback. Io vi ringrazio per seguirmi ovviamente in questa mega serie di ristrutturazione e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.